Io sempre dico chi non sogna non ha un futuro. Ma la Sicilia a me dà ricchezza, ricchezza non di denaro, ricchezza di stelle. Se avessi accanto un ragazzino di 12 anni, ora, che cosa gli diresti? La prima domanda è se ha un sogno. Con Tommaso Ragotta siamo in un posto spettacolare. Intanto, dove siamo? Villa Tommasi di Lampedusa, detta Villa del Gattopardo, perché Tommasi di Lampedusa ha scritto un libro, Il Gattopardo, famosissimo libro, tradotto in tutte le lingue, credo che sia stato il libro più venduto al mondo. E quindi è la villa che ha una storia, ha una cultura, ha qualcosa che ti attrae, a prescindere pure che Tommaso Lampedusa era anche un capriccioso, era un astronomo, quindi fra uno scrittore e un astronomo. Chissà cosa aveva quant'altro dentro che noi non sappiamo. E siamo anche dentro un altro posto. Questo è un sogno che è diventato un atto, giusto? Noi parlavamo prima dell'importanza dei sogni, ma anche del fatto che i sogni sono degli atti di volontà, non Sì, soltanto. io prima di decidere di ristrutturare Villa Lampedusa ci sono stato quasi 2 anni a pensare, a guardare, a controllare com'era ridotta la villa e ho detto ma non è possibile non creare un qualcosa, non è possibile pensare di lasciarla nelle condizioni in cui era, bisognava fare qualcosa e ho deciso di ristrutturarla. Diciamo una pazzia per una pazzia portata a termine. È una pazzia bellissima, nel senso che avendolo portato a termine questa ristrutturazione, io sono un uomo più felice. Pensate che io ogni mattina, anche se faccio colazione a casa, vengo a fare la doppia colazione qui. Il piacere di stare a Villa Lampedusa e fare colazione. Tu sei un riferimento, lo possiamo dire con certezza, un riferimento perché rappresenti uno dei siciliani di prima generazione, ovvero siciliani che in prima generazione hanno, partendo dalle proprie spinte, dalle proprie aspirazioni, hanno realizzato, dicevamo prima i sogni, in realtà tu hai realizzato una grande impresa che tra l'altro è fortemente connessa con la vocazione turistica della nostra isola. Dei successi se ne parla, in realtà personalmente ritengo che il grande valore sia nell'affrontare gli insuccessi. Qual è la tua attitudine, il tuo atteggiamento rispetto agli ostacoli? Che ne hai avuti tanti. Ma gli ostacoli, se sei intelligente, alla fine si superano. Il problema non sono gli ostacoli che tu hai durante il cammino, sono gli ostacoli delle istituzioni che comunque in linea di massima al sud sono anche, uso una parola brutta, di una pericolosità perché non ti hanno spazio, non ti hanno possibilità di progredire su determinati progetti che tu hai e quindi ti ostacolano, ma forse lo fanno involontariamente, forse lo fanno perché politicamente hanno una struttura culturale diversa dall'imprenditore. È inspiegabile, però la vita più che la vita, la situazione è questa, quella che non ti danno una mano e anzi te la tolgono, cercano di togliertela. Con me hanno tentato, ma purtroppo non ci sono riusciti, purtroppo per loro. Io ho ascoltato varie interviste, vari momenti nei quali tu sottolineavi il fatto che comunque è indispensabile un atteggiamento positivo nel fare cose, un atteggiamento che ti induce a guardare la direzione in cui andare. Recentemente tu hai collocato in borsa la società, penso sia stato un traguardo Ma professionalmente vedi, l'ho già detto in un'intervista al Teatro Massimo, quando io ho iniziato nel 63 con una macchina, dopo diciamo un decennio sono arrivata quasi a 1000 macchine, ma erano solo in Sicilia e ho detto ma che faccio solo in Sicilia? Anche se potevo benissimo stare tranquillo in Sicilia perché bene o male l'azienda guadagnava soldi, aveva dei profitti, per cui non è necessario espandersi. Ho detto, ma no, assolutamente bisogna andare nel resto dell'Italia, cioè passare il confine in Sicilia. Con tanto coraggio, attenzione, perché affrontare le problematiche che ci sono nelle grandi città tipo Milano o Roma non è stato semplice, però io sono un caparbio, un aggressivo per natura, un uomo che desidera sempre avere ciò che gli spetta nell'ambito della sua normalità delle richieste. Quindi una volta deciso questo abbiamo aperto a Milano, a Roma, a Firenze, a Bari, a Brindisi, a Napoli, a Reggio Calabria, siamo in tutti gli aeroporti d'Italia, è una compagnia veramente splendida, non perché io la dirigo, ma è splendida perché la mia squadra è una squadra di professionisti, di gente che vede nell'azienda un futuro della propria vita, della propria famiglia, dei propri figli.
E adesso ci siamo posti il problema dalla Sicilia verso il resto dell'Italia con amore, adesso dalla Sicilia e dal resto dell'Italia verso l'Europa. E adesso stiamo affrontando, diciamo, l'Europa, ecco perché la quotazione in borsa. È chiaro che da solo forse non ce l'avrei fatta e quindi era un atto dovuto alla quotazione in borsa per avere più capitale, per avere più investitori con noi in modo da affrontare l'Europa con più serenità e Il tranquillità. piano di sviluppo in quali paesi Ma prevede? è tutta l'Europa, dalla Sicilia con amore verso l'Europa. E infatti il marchio sarà Sicily by Car Europe e sarà una cosa veramente, non so come definirla, non magnifica, bisogna trovare un aggettivo, qualcosa di più di magnifica, di eccezionale, qualcosa di più che non riesco a trovarla, forse la troverò fra qualche giorno. Cioè la Sicilia è in Europa, ma da quando in qua una società italiana è in Europa? Assolutamente. Noi occuperemo nel senso che apriremo uffici in Portogallo, in Croazia, già siamo in Albania, siamo a Malta, siamo in Slovenia, siamo a Parigi, siamo in Austria. È una cosa meravigliosa. L'apertura a Portogallo è la prossima, la prima Sì, fra non calendarizzata? molto credo che comunque a maggio apriremo in Portogallo, esattamente a Lisbona, Faro e Porto. Complimenti. E dopo in Croazia, nei 7 aeroporti, insomma, Quanti assunti vale oggi il gruppo, la società? 600 persone, sono Gestite molte moltissime macchine? donne, il 40% sono donne, ma solamente perché abbiamo tantissimi operai, che chiaramente è più difficile che un operaio sia donna, una che lava le macchine, donna, però l'abbiamo, eh? Abbiamo 4 donne che lavano le autovetture, è bellissimo, splendido, E veramente. quante macchine gestite? 14.000, ma arriveremo sicuramente a 20.000, e minimo 20.000, perché in Europa sicuramente fra non molto avremo altre 5.000 macchine, insomma complessivamente se occupiamo l'Europa saremo a 50.000 macchine. Tu sei un marinaio, parti marinaio. Sì, sì, E poi anche contro il parere della famiglia, di tutti, e della mamma, hai deciso, questa è la mia strada. sì, è vero. Cosa consiglieresti oggi a un giovane che si trova anche a fare una cosa Non che non... aver paura, prima di tutto non aver paura, assolutamente, non aver paura delle proprie idee, non aver paura dei problemi che si possono affrontare quando si fa impresa, essere lungimirante e soprattutto essere ottimista. La mattina quando ci si alza bisogna fare un cenno allo specchio, io sono bravo, così bisogna dire. Cioè autodeterminarsi, autodarsi l'adrenalina giusta per affrontare la giornata e l'anno in corso. Questo è un gesto che tu fai, continui a fare ogni Sì, giorno, ogni sì, sì, mattina. sì, assolutamente sì. Ogni mattina davanti allo specchio sono ok. Cos'è per te la Sicilia? Perché metti la Sicilia in una compagnia che andrà nel mondo, per te è importante, Ma ovviamente. guarda, certe volte erroneamente, chiaramente, dico che la Sicilia è mia patria. Quando parlo della Sicilia è mia patria, la gente mi guarda e dice Sicilia unito. No, no, perché reputo quest'isola. Io non me ne sono mai andato dalla Sicilia, malgrado le richieste di aprire su Milano o quantomeno al nord in generale, a Milano in particolare. Io ho detto assolutamente, le idee non hanno confine. Posso stare in Alaska, posso stare in Russia, posso stare in Arabia Saudita, ma le idee sono quelle che producono attività nei confronti nell'azienda, chiaramente. Sempre, dico sempre, con l'aiuto di una squadra di professionisti che ti circondano. Se non avessi fatto un'impresa di autonoleggio, cosa avresti fatto? Non lo so, l'autonoleggio. Autonoleggio. Sì, sì, assolutamente. Perché vedi, tutto ciò che ti colpisce da ragazzo non è una cosa che tu la crei, vai a fare una ricerca di mercato, questo anziché quest'altro. Io prendevo a noleggio la vettura quando ero ragazzino, quando ero ragazzo, e la cosa mi entusiasmò moltissimo e ho detto, ma questa sarà la mia attività. Già ero ufficiale di marina, ero diplomato all'Istituto Nautico, avevo fatto già un grande successo, 14-15 mesi di navigazione per guadagnare i primi soldi, dopodiché ho detto grazie a tutti, la mia attività è l'autonoleggio. Sei andato a lavorare a Genova, già avevi per i tempi un ottimo stipendio, avevi risultati, diciamo, avevi una No, aveva carriera... una carriera, sì, assolutamente, aveva una gran bella carriera, assolutamente. Addirittura durante la navigazione da allievo ufficiale sono stato promosso terzo ufficiale.
Ma e mi piaceva pure, attenzione, questo lavoro mi piaceva moltissimo perché ti dava la possibilità di incrementare la tua cultura, la tua professionalità, però sai, quando c'è una parte che supera l'altra, fra le due attività, quella di ufficiale, che potevo diventare direttore di macchina, però mi sarei fermato. Direttore di macchina, forse ingegnere, ottimi risultati, ma io sono nato probabilmente, per carità di Dio, imprenditore. Quindi, cioè, io volevo investire sulla mia capacità, sulla mia intelligenza, su quello che sapevo fare. Con Davide discutiamo se è più forte la volontà o l'immaginazione nel determinare le scelte e anche i No, tutte e cambiamenti. due. Tu prima devi immaginare, dopo la volontà per riuscire ad immaginare, ad effettuare quello che hai immaginato. Quindi tutte e due, non ce n'è una sola. Sono necessarie entrambe. L'immagine sarebbe anche il tuo sogno, no? Il sogno o immagine di quello che vuoi fare, io lo tramuto sempre in sogno. Questo sogno, io vorrei fare questa tipologia di attività e se sei capace la devi iniziare comunque a lavorarci su. Io prima di attuare l'autonoleggio io avevo 16 anni, quindi io ho iniziato dopo 7 anni. Diploma, dopo l'imbarco, dopo un anno sabbatico nel pensare, nell'organizzarsi e dopo ho iniziato. E ho iniziato, devo dire, con grande batticuore, perché chiaramente iniziare con una macchina senza sapere qual è il futuro, però io immaginavo già il mio esercito di macchine. Lo immaginavo veramente, non sto scherzando, lo immaginavo. Un'utopia ai tempi, che quando ero ragazzino per me era un'utopia, però il fatto che si pensava di poter attuare qualche cosa già è un'attività, è un aspetto estremamente positivo nelle persone. Tra l'altro la prima macchina so che ti è stata recuperata, ti è stata Sì, mi regalata è da stata poco. recuperata da mia moglie dopo tantissimi anni perché ormai era perduta, si è riuscita a trovarla in una carrozzeria a Montelepre, da qualche parte sparsa così, è riuscita a rimetterla a posto e me l'ha regalata per i 50 anni della stessa di Beccaria, cioè 10 anni fa. Il mese scorso avete celebrato i 60 anni di attività. Sì, bello. Abbiamo chiaro lo sviluppo in Europa. Per i Sì. 70 anni andiamo oltreoceano. No, 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 Qual è no, il però piano? no, no, non ci ho pensato. No, no, sarebbe bello pensarci poi, però onestamente devo pensare che già l'Europa è un aspetto estremamente difficile attuarla, però forse ne parleremo fra 10 anni. Va bene, ci vediamo tra 10 anni. Incontrando, frequentando, intervistando persone che hanno avuto successo, la cosa che ho chiara è che non perdete la concentrazione sull'obiettivo. Qualunque Assolutamente. cosa succeda, ma in questi 60 anni è mai capitato per un attimo che tu dicessi ok, basta? No, Oppure no, 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 mai. È chiaro che direi una bugia se non fosse che io ho avuto pure degli scoramenti nella mia vita, ci mancherebbe anche parecchi scoramenti, però io sono una persona che comunque mira sempre dritto e alla fine ci sono sempre riuscito, con grandissimi sacrifici, devo ammetterlo e lo accetto anche, però non c'è vita senza sacrifici per raggiungere il successo, assolutamente. ti ho raccontato prima che io sono stato qualche settimana fa a pranzo con un amico, ho portato un mio figlio di 12 anni e ho lasciato che parlassero insieme perché era un amico che aveva delle cose da trasmettere. Se avessi accanto un ragazzino di 12 anni, ora, che cosa gli diresti? La prima domanda è se ha un sogno o se pensa a qualcosa che potrebbe fare per un futuro quando è grande, no? Normalmente i bambini pensano a giocare, pensano anche a studiare, ci mancherebbe. Per cui io sempre dico chi non sogna non ha un futuro. E sognare non significa contemplare il sogno, sognare significa progettare e operare. Bene, quello che ho fatto io. I ragazzi devono avere fiducia nelle loro capacità. Se non hanno fiducia nelle loro capacità, forse sarà meglio non affrontare la vita come imprenditore, ma come un professionista, come ce ne sono miliardi di professionisti. Per carità, è sempre un ottimo risultato per un ragazzo fare il professore, fare l'ingegnere, fare il comandante, fare il capitano di macchina, però fare l'imprenditore ci si nasce un pochettino, ci si nasce. Senza questa piccolissima particolarità difficile fare l'imprenditore, anche perché dipende dove lo vuoi fare, dipende se lo vuoi fare in Germania, se lo vuoi fare l'imprenditore nel nord Italia, vuoi fare l'imprenditore in Sicilia, per carità, è meglio. Io sono convinto di una cosa però, che se c'è un po' di caparbietà, un po' di capacità, la Sicilia va benissimo.
perché comunque è vero che le istituzioni non ti danno una mano, forse ti osteggiano, probabilmente ti osteggiano, dico probabilmente, non è sempre così, non è sempre così, ma la Sicilia a me dà ricchezza, ricchezza non di denaro, ricchezza di stelle, di cielo, di mare, di cultura, di archeologia, di storia, di tutto. Quindi io penso che qualunque persona ha bisogno di questo, perché per esempio che faccio a Milano io? Guardo le stelle, 20 anni, 30 anni fa quando abbiamo iniziato a Milano la prima cosa che c'era la nebbia, nebbia su nebbia su nebbia, c'era uno scoramento da parte mia. Pensate che io mi sedevo al bar quando arrivavo a Linate e stavo quasi un'ora a prendere un caffè a dire ce la devo fare, ce la devo fare, ce la devo fare perché comunque uscivo nebbia, nebbia su nebbia. Nebbia che significa? Mancanza di lucidità, mancanza di chiarezza, la nebbia ti oscura il cervello, ma io sono stato un caparbio e ci sono riuscito e penso che tutti oggi possano riuscire a fare qualcosa di positivo per loro stessi e anche per le altre famiglie, perché l'assunzione di persone, assumere delle persone, quindi dare spazio alle famiglie, ai figli delle famiglie è una delle cose più belle della mia vita e lo credo che sia per tutti gli imprenditori. Quando assumono devono essere contenti di assumere, di dare spazio a chi ne ha bisogno soprattutto. Grazie.